Questa è Villa Duodo, ci troviamo a Monselice, in provincia di Padova. Questa villa è preceduta dal percorso delle Sette Chiese. Nel 1592 Papa Clemente VIII diede il permesso ai Duodo di demolire la chiesa di San Giorgio Martire per la costruzione di una chiesetta privata a nome della famiglia, progettata dall'architetto Vincenzo Scamozzi, unito altre 6 chiesette per andare a rappresentare le 7 chiese di Roma. Nel 1605 Papa Paolo V concesse un particolare beneficio a chiunque avesse visitato le 7 chiesette. Il pellegrino avrebbe avuto gli stessi benefici spirituali del percorso delle 7 basiliche maggiori di Roma. Arrivati alla settima e ultima chiesetta, la chiesa di San Giorgio detta anche dei Santi, completata nel 1616 in forma barocca, troviamo Villa Duodo. Sulla destra troviamo l'ala più antica risalente al 1593 disegnata dallo Scamozzi, mentre la parte frontale è un'aggiunta del 1740 disegnata da Andrea Tirali. La villa è stata commissionata dalla nobile famiglia veneziana Duodo, in particolare dai fratelli Francesco e Domenico e dal figlio del primo Pietro. I fratelli Duodo, oltre a essere appassionati collezionisti di reperti antichi, erano anche molto impegnati nella vita pubblica della Serenissima. Francesco prese parte alla battaglia di Lepanto. Domenico si dedicò alla politica, venendo infine nominato procuratore de Ultra.